sia stata presa seriamente, anzi, però si comincia a fare sul serio con questa Coppa, con una partita insomma di grande cartello. Sì, al di là che noi abbiamo sempre cercato di prendere le cose sul serio, abbiamo questa andata di semifinale contro il Venezia, quindi da oggi cercheremo di prepararla al meglio. Un antipasto di quello che poi sarà lo scontro diretto del girone di ritorno, un modo per conoscervi ancora di più in vista poi della rincorsa finale del campionato. Ma no, non è tanto il conoscersi, perché sia io che credo Inzaghi ormai ci conosciamo bene, guardiamo tante partite, quindi non è tanto quello il discorso, è una partita sicuramente diversa rispetto alla gara di campionato, perché è inutile da parte nostra nascondersi, non è che abbiamo una rosa con tantissimi elementi, quindi possiamo sempre fare scelte determinate secondo me dalle condizioni della squadra, dal non perdere di vista il campionato, quindi credo che anche il Venezia ragioni sotto quest'ottica. Però insomma, diciamolo, non è una partita come le altre, è molto attesa, insomma la prevendita ha già registrato buoni numeri, è stata messa di sera proprio perché insomma la gente potesse venire più numerosa, insomma c'è una certa attesa. Sì, è giusto che ci sia attesa, perché è sempre una partita sentita e noi dobbiamo comunque prepararla al meglio, al massimo delle nostre potenzialità che avremo domani sera. Ecco, a proposito di questo, Neto Pereira e Altinier come stanno? Aspettiamo i medici che ci diano delle risposte. Quindi Non li ha sentiti in questi 2 giorni? Li ho sentiti, ma non ho ancora una risposta. Però insomma si spera che almeno i danni siano limitati. La speranza c'è sempre, però fin quando non ho risposte precise non so darvele. Al di là di chi ci sarà, chi non ci sarà, trattandosi della semifinale, quindi si entra nel vivo della fase finale, magari potrebbe fare scelte diverse rispetto a quelle che ha fatto fino ad oggi, quindi magari privilegiando quelli che hanno giocato titolari anche in campionato, oppure continuerà con la scelta di dare risalto a chi fino ad oggi se l'è conquistata questa semifinale? No, ma non è se ci saranno o non ci saranno, il problema è vedere chi c'è, cioè, perché di attaccanti non è che ne abbiamo 10, ne abbiamo 4 e dobbiamo capire di questi 4 attaccanti chi è disponibile. Tutto qua. Siccome Altinier è uscito per un problema al polpaccio, Neto è uscito per un problema al flessore, Alfagheme aveva un problema al flessore anche lui alto, quindi fin quando non ho certezze non posso dare delle risposte, però è normale che... Diciamo che però ci sono anche centrocampo e difesa, era un po' un'idea sua generale che volevo sapere, non tanto le scelte definitive. Sì, però non è che possiamo giocare senza attaccanti, si può fare tutto, potremmo giocare anche quello con tutti però. i difensori, però è normale che più giocatori abbiamo a disposizione, più abbiamo la possibilità di scegliere e di cercare di mettere in campo la formazione più competitiva. In questi casi, essendo comunque una sfida che si gioca nei 180 minuti, ecco, l'approccio può cambiare, cioè voglio dire, si ragiona nell'ottica dei 180 minuti. Sì, al di là che magari molti non sono preparati nel discorso di ragionare in un'ottica di 2 gare, anche questo ci può servire, perché vanno interpretate con la possibilità insomma di poter cambiare poi nella partita di ritorno, quindi l'atteggiamento deve essere sicuramente importante, però le valutazioni anche i giocatori le devono fare, nel senso che ci saranno momenti che magari ci sarà da soffrire e devi comunque farlo, perché sai che dopo poco puoi giocarti ulteriori possibilità nella gara di ritorno. Con l'obiettivo, immagino, però iniziando in casa, che sia provare finché è possibile a sfruttare il turno casalingo per mettere la strada in discesa. L'obiettivo, al di là di essere in casa o fuori, è di passare il turno. È normale che ma come il Venezia, se avrà la possibilità di far sua la partita, partirà avvantaggiato nella gara di ritorno. Senti, Tacopina ha detto che la Coppa a loro interessa poco e magari a livello inconscio, da primi in classifica, a livello psicologico magari possono concedere qualcosa in più in Coppa. Non credo, è una gara, penso che perché non debbano affrontarla al 100% delle loro
potenzialità, al di là che possa interessare o meno. È chiaro che il primo posto in campionato sicuramente è più interessante per tutti, però è una competizione che ormai siamo arrivati tutti e due vicino alla finale, e credo che l'interesse ad arrivare fino in fondo ci sia da parte sia del Padova che del Venezia.